detto Croce, sai cosa diceva? Diceva, la storia si attualizza in me quando io la interrogo. È esattamente quello che accade in questa esperienza, in questo viaggio. La scuola ha un compito educativo, quindi noi vogliamo andare oltre all'aspetto formativo. Chiaro che alla mostra c'è un aspetto sicuramente formativo di arte, di storia, di materia STEM, di matematica, di numeri, di bellezza, di armonia, di proporzioni, quindi tocchiamo tutte le materie inconsapevolmente. Però per noi è fondamentale l'aspetto educativo, quindi tirar fuori dai ragazzi la bellezza che c'è in loro, riscoprire il Leonardo, riscoprire i Leopardi, riscoprire i nuovi architetti, dare loro la possibilità di esprimersi. E da lì possono trovare delle chiavi di lettura. Attraverso i modelli di Pacioli riproposti in mostra secondo il metodo di relazionesimo, i docenti avranno l'opportunità di rileggere le loro discipline rivalutandone proprio l'attitudine come tecnica del pensare. Siamo all'alba di un nuovo millennio adesso, dopo 20 anni trascorsi dall'inizio del nuovo secolo. Ancora di lavorazione, no? Di pulizia, di setacciatura, di abbandono, diciamo, del lascito del passato per entrare nel presente.